Buongiorno a tutti. Oggi vi farò vedere come può nascere una novità, la genesi di una novità e ve la farò vedere attraverso una partita di Lopez Martinez, un giocatore che ha avuto 2600, poi sono stato secondo analista, che giocava contro un maestro FIDE nel campionato iberoamericano, ovvero di tutti i paesi della penisola iberica e dell'America Latina. E praticamente al terzo turno Lopez giocava contro un avversario che sempre faceva la difesa inglese e casualmente avevo una novità in serbo su cui avevo scritto un articolo che era ancora in stampa e non era stato pubblicato e quindi non aveva visto nessuno ed è stato quindi relativamente facile aiutare Lopez, che chiamo scherzosamente Super Lopez perché è un giocatore terribilmente forte e che di solito gioca grandi partite, ma stavolta ha potuto vincere senza pensare nemmeno una mossa, perché era tutto preparato. E vedremo però non soltanto la partita in sé, ma vedremo anche come è nata questa novità dal punto di vista analitico affinché anche voi magari potete provare magari in alcune posizioni teoriche così a cercare di andare oltre la teoria attuale e magari scoprire qualcosa di nuovo con cui l'avversario può essere spazzato via. Ok, innanzitutto ricordiamoci che siamo appunto in una competizione di alto livello, appunto il campionato iberoamericano dove giocano tutti i migliori giocatori della Spagna, dell'America Latina, quindi la competenza era forte, giochiamo contro altri avversari che sanno la teoria. Vediamo cosa è successo. Il bianco ha giocato D4. Il nero ha giocato E6, C4, B6. Ecco questa difesa un po' provocativa, questa B6, che è appunto la difesa inglese. Il bianco occupa il centro, il nero gioca alfiere B7. Il bianco è un centro forte, ma il nero lo attacca. Il bianco si difende, il nero crea un'inchiodatura assoluta per attaccare il pedone in E4, cioè se il bianco si sviluppa il pedone in E4 cade, perché non possiamo catturarlo con il cavallo perché dietro ci sta il re. Giochiamo donna C2 per sostenere il pedone e il nero continua a seguire l'idea teorica, cioè gioca donna H4 creando ancora un attacco sempre più forte contro il pedone in E4. Se noi attaccassimo la donna con il cavallo il pedone cadrebbe, perché non possiamo mai usare il cavallo, né ora né prima, né ora né mai, perché c'è appunto l'inchiodatura e sarebbe illegale muovere il cavallo. Alfiere D3 quindi, ma il piano del nero era far muovere questo alfiere per giocare F5, così che se noi prendiamo il pedone in F5 l'alfiere cattura in G2 e poi cattura la torre. Cioè lui vuole aprire la grande diagonale per il suo alfiere. Ora cavallo F3, attaccando la sua donna, alfiere per C3, donna per C3, donna G4, ecco e qua siamo in una posizione teorica dove tutti i giocatori professionisti o semiprofessionisti che giocano o giocavano questa variante conoscono. Allora, il nero sta attaccando il pedone in G2 e sta attaccando anche il pedone in E4, però se cade G2 poi ci sarebbe un attacco doppio contro la torre e il cavallo in F3. Questa posizione è stata giocata in varie partite di giocatori professionisti, di grandi maestri, di giocatori per corrispondenza, ovvero uomo e motore contro uomo e motore, e il trattamento è sempre stato arroccare corto per sacrificare il pedone in E4 con forchetta, ma ora c'è cavallo E5 attaccando la donna si sposta, alfiere C2 e si entra in una posizione complicatissima dove il bianco ha compenso per il pedone, ma la posizione è circa pari, anzi anche il nero ha le sue carte, il nero ha vinto varie partite, il nero può scacciare il cavallo, può provare piani con arrocco lungo o arrocco corto, la posizione è perfettamente giocabile per il nero, il bianco non ha nessun vantaggio secondo la teoria. Di fatto questa è considerata una linea inoffensiva, ma da qua la novità che avevo preparato è stata giocata appunto da Super Lopez e per F5, due punti esclamativi. Sembra una mossa incredibile perché spalanchiamo la diagonale a questo alfiere, il nero cattura in G2 e sembra che siamo morti all'istante, ma non è così. Andiamo a vedere cosa succede.
Ho voluto simulare le mie capacità di analisi che avevo all'epoca con gli strumenti che avevo all'epoca. All'epoca potevo usare il supporto di Stockfish 9, che era il motore che c'era in circolazione. Ora c'è anche Stockfish 14, che è molto più avanzato. E avevo un motore, avevo un computer meno potente di adesso. Proviamo quindi a caricare Stockfish 9 e spero che si carichi. Metto 3 CPU. Ok, in questa posizione vedete che Stockfish consiglia di arroccare. Arrocco la mossa migliore e su F per E4 cavallo e 5. Questa è la mossa che dà con approssimativa parità. Ecco. Arrocco era la mossa teorica, ma e per F5. Ecco, ora sul mio computer, che comunque ho provato a depotenziare molto, ma è comunque più forte rispetto all'epoca, il Stockfish si accorge che E per F5 è buona, e quindi, perché va in profondità elevate troppo velocemente, la tecnologia fa passi da giganti in soli pochi mesi. Cioè, questo è un computer, è un computer più nuovo rispetto all'epoca, va più veloce, anche se, e va a 4000 kNodi al secondo. E in più adesso avremmo motori molto più forti di questo, cioè questo è ridicolo, però già questo motore vede E per F5, ma all'epoca E per F5 veniva data come una mossa cattiva, leggermente vantaggiosa per il nero. Proviamo a togliere un altro po' di forza a questo Stockfish per cercare di simulare la situazione di analisi. Ok, il, il nero cattura in G2. Ecco qua, il motore dà parità, si accorge che la nostra posizione è buona, anche se stiamo perdendo un cavallo. E poi dopo o la torre, dopo torre G1, il nero gioca donna per F3, sembra che abbiamo una posizione disperata, no? Sembra che la posizione sia disperata, ma qua abbiamo un pezzo in meno, ma qua c'è D5 che vuole catturare il pedone in G7. Ecco, a questo punto è davvero interessante come continua il gioco. Abbiamo un pezzo in meno, ma minacciamo di prendere in G7, di prendere in H8 e di prendere in G8. E se il nero sviluppa il cavallo in F6, giochiamo F per E6 con minaccia di scoperta sulla sua donna, e se tipo sposta il suo re, catturiamo in G7, vogliamo sviluppare l'alfiere, e qua è facile appunto in preparazione verificare che il bianco ha un attacco devastante, un attacco decisivo. In ogni caso, dopo cavallo E7, che è la mossa continuata è stata giocata in partita, ecco adesso vediamo che le alternative che ci dice Stockfish, che ci dice il motore, non sono, il motore vede F per E6 con parità, vede torre per G7 con leggero vantaggio nero. Qua bisogna trovare qualcosa. Ecco qua la mossa che avevo analizzato era torre G3, che ora Stockfish vede. Ripeto, ancora Stockfish sta vedendo torre G3 con parità prima, ma 2 anni fa la valutazione era catastrofica per il bianco. Sono molto sorpreso da questa tecnologia e non riesco a dare l'idea della difficoltà che è stata trovare questa novità. Torre G3, perché prima il motore vedeva che la posizione bianca era persa. La donna arriva in H1, il re si muove, il nero ha un pezzo in più e tocca a lui muovere. Così è andata la partita. Ecco, ora a questo punto il motore vede che è pari, 0-0. In realtà la valutazione, che è già tanto che dà 0-0, ma in realtà è completamente persa per il nero. Ecco, questa per esempio è un difetto di analisi, questo è un difetto che si può usare per scoprire una novità. È carino che qua magari un giocatore che analizza superficialmente pensa che questa posizione sia pari, quando invece non lo è. Tutte le continuazioni che da Stockfish perdono. In partita nero ha giocato cavallo A6, ma anche qualsiasi altra mossa come cavallo BC6 o donna per H2 perdono al colpo. In partita cavallo A6 è stata giocata. Vediamo come questa novità
non sia patta, non sia svantaggiosa per il bianco come diceva il motore all'epoca, ma come in realtà si vince in ogni variante. Su donna per H2 il motore sta sbagliando. Ecco, ora si rende conto che perde. Continuiamo con alfiere G5. Ora vogliamo giocare alfiere per E7. Su re per E7 catturare tutto. Su torre F8, che è la mossa del motore, alfiere per. Re per e donna per G7. Ecco qua il nero subisce un attacco decisivo e non c'è nessun modo di salvarsi. Il bianco può giocare torre 1 e non c'è modo appunto di tenere la posizione. Ci sono varie idee, per esempio di spostare il re e prendere in E6, la posizione del nero crolla totalmente. In caso di cavallo A6 potrebbe seguire anche F6 per poi dare matto e su torre F7, donna H8, alfiere G6 con matto. Quindi devastante, no? Devastante appunto l'attacco del bianco. In realtà torre F8 perde, così come altre mosse. In questo momento torre G8, dice il mio motore, ma in realtà non si salva torre G8. Torre G8, torre per G7, c'è un attacco del bianco terrificante. Vedete come cambia la valutazione, presto darà un vantaggio decisivo. E ecco, un'altra variante possibile carina è dopo torre F8, giocare donna per G7, su donna per H2, continuare così. Qual è la valutazione qui? Qua stiamo attaccando, stiamo minacciando matto. Di nuovo uno potrebbe pensare che sia pari, no? Perché il motore trova la parità. Ma qui, su torre G8, ci spostiamo. Ora minacciamo di catturare in G8, di dare matto. Su donna H5, re di 2. Abbiamo di nuovo la minaccia di catturare in G8 e dare matto. E ora già Stockfish ha cambiato idea, non può non cambiarla. Dopo donna F7 catturiamo, mettiamo la donna in H8. Ora siamo pronti a portare i rinforzi in gioco. Potremmo giocare torre G1 per attaccare il cavallo. Stiamo a giocare alfiere G5 per non lasciare mosse R nero. Ecco qua già il motore si rende conto che è già vantaggio decisivo al bianco e vede che il nero perde in tutte le varianti. Ovviamente queste sono cose molto avanzate così, preparazioni da professionisti, però volevo, anche se magari è difficile da capire in termini di mosse, non voglio che nessuno si preoccupi perché anche per me, anche per molti è difficile. Senza preparazione uno può venire spazzato via. Cioè questo, per esempio, è un livello di analisi di una novità per un giocatore con quasi 2600, come appunto è Lopez Martinez. E continuando, appunto, si può vedere che che il bianco vince in tutte le varianti. Il nero qua ha giocato cavallo a 6. Ecco qua di nuovo Stockfish pensa, ecco, ora vede la vittoria per il bianco. Stockfish all'inizio pensava che la posizione fosse giocabile, ma qua c'è un sacrificio di torre in A1 che ricorda la partita immortale di Andersen, si giocò nel 1800 dove si sacrificava, si sviluppavano pezzi per sacrificare la torre. Ecco qua la posizione nera crolla totalmente, perché ora la donna è attaccata e prende la torre, ora alfiere per E7, ora anche il motore è impietoso e non dà nessuna chance di salvezza all'avversario. Re per E7, ecco ora a questo punto donna per G7, la mossa giocata dal bianco, con grandissima precisione, anche se come linea principale io davo torre per G7 che mi sembrava una vittoria più facile, perché dopo re di 8, donna F6, re C8, perché su re E8 c'è matto, su re C8 qua c'è torre G1, una scoperta che attacca la torre e attacca la donna, e il nero perde perché, cioè, o prende matto, perché se prende in G1, donna per H8 poi matto, oppure se il nero, non so, se il nero sposta la torre per evitare il matto, vabbè qua, ops, ho sbagliato, torre per A1, il bianco ha la donna in più e vincerà con calma il finale, il motore dice più 4, ma ok, qua non occorre, è la conferma del motore per capire che il bianco ha vinto. Ecco qua in partita, dopo alfiere per, Lopez sceglie donna per G7,
re di 6, di per e6 e qua la posizione nera crolla. Ora ci sono varie minacce, per esempio un'idea è donna di 4 scacco, poi donna per di 7, su d per e6, d per e6, f per e6, le minacce rimangono, minaccia donna di 4, donna di 7, il nero ha provato a portare in gioco la torre, ma ora e qua il calcolo del 2600 che spazza via il nero su re c6 alfiere 4. Ormai quando la posizione è matematica, qua no, penso che qua non, cioè aveva già capito che era vinta, si ricordava, sapeva che la valutazione era vinta e qua stava trovando lui tutte le mosse, di fatto ha giocato in modo impeccabile, il nero giocatore 7, torre g7 scacco, su re per e6 segue matto in poche mosse, donna e3, su re di 6 donna e7 seguita dal matto, re 4 è presa, torre di 5 matto, e nero qua giocatore 8 donna f6, si minacciano vari matti, fiere f3, re per f3, torre per d3, re g2, gli scacchi sono finiti, si minacciano vari matti e il nero abbandona. Spero vivamente che questa partita possa essere piaciuta. È davvero spettacolare, no? Come qua il nero ha provato a sacrificare dei pezzi, a dare scacchi, ma è tutto finito. Qua una precisione davvero assoluta di Lopez quando è andato in vantaggio per vincere questa partita e possiamo vedere come ho cercato di simulare appunto le condizioni dell'epoca, ma non ci sono riuscito appunto perché dal punto di vista analitico il computer che avevo allora era un rottame proprio per le leggi della tecnologia, ma qua vi assicuro che questa mossa che non aveva giocato nessuno era valutata molto male, anche adesso all'inizio è valutata male dal motore che dice parità, ma in realtà il bianco vince. E abbiamo potuto vedere attraverso le varianti che nessuna mossa salva il nero. Abbiamo visto che a volte, se ci sono delle idee promettenti, bisogna andare a fondo, bisogna cercare di mettere alla prova il nostro motore d'analisi, fargli cambiare opinione e così si possono trovare delle armi, delle novità teoriche che possiamo usare contro avversari, che sia nei panni di giocatori sia nei panni di allenatori. E niente, alla prossima allora, e dove nei prossimi episodi vedremo alcune partite moderne giocate nei tornei più recenti. A presto e grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!